sarebbe ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Ha ammesso le proprie responsabilità il ristoratore Mario Di Ferro, arrestato nei giorni scorsi per aver ceduto cocaina a diversi clienti della Palermo Bene. Soprannominato il pusher dei VIP, Di Ferro ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari di Palermo in presenza del pubblico ministero. Ieri è stato sentito come testimone anche l'ex senatore Gianfranco Miccichè, che ha rivelato di fare uso di cocaina e di essersi rivolto al gestore di Villa Zito per acquistarla. Non ce l'ha fatta il centauro rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo l'uscita dal centro abitato di Patti in direzione Messina. L'architetto Giovanni Cipriano, di 66 anni, è deceduto a seguito di uno scontro contro un'auto. E c'è un'altra vittima della strada in Sicilia, questa volta ci spostiamo nel Palermitano. A Geraci Siculo è deceduto il 55enne Matteo Zangara, coinvolto in uno scontro avvenuto tra un'auto e un camion ieri pomeriggio. Scene da film stile Gomorra con protagonisti 4 minorenni tra i 12 e i 13 anni facenti parte di una baby gang che ha sparato diversi colpi di proiettili a gomma nella borgata palermitana di Sferracavallo, ferendo un passante. E in chiusura il meteo: da domani e per diversi giorni si raggiungeranno in Sicilia picchi vicino ai 40 gradi, tutta colpa di un anticiclone subtropicale. La Protezione Civile regionale ha già diramato un avviso per rischio incendi e ondate di calore valido per 24 ore. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti domani alle 13:30. Buona serata.